facciamo una preghiera iniziando questa mattina di adorazione, di lodi, di gloria di Dio. Padre, in nome di Gesù siamo qua nella tua presenza e vogliamo ringraziarti perché tu sei buono, Signore. Vogliamo ringraziarti per la tua misericordia. La tua misericordia, Signore, che è la causa che noi non siamo consumati. E questa misericordia si rinnova tutti i giorni. Alleluia, innalzato il nome di Gesù. Padre, vorrei chiederti stamattina che la tua presenza sia con noi tramite il tuo Spirito Santo. Che possiamo essere, Padre, corretti, incoraggiati, edificati, liberati, trasformati, guariti. Oh Signore, una parola tua, una sola parola, e tutto che non c'è ci sarà. Guidaci stamattina, solleva la nostra anima delle preoccupazioni, di ciò che disturba i nostri cuori, che i nostri occhi siano fissi su di te. Ecco, tu sei il buon pastore, e il buon pastore ha dato la vita per le sue pecore, e ci hai portato all'ovile, Signore, e siamo qua, pecore del tuo gregge, popolo tuo. Ti prego per tutti i fratelli che sono qui presenti, quelli che non ci sono, Signore, che ci sia un risveglio spirituale, che ci sia un alzare a chi è caduto, Signore, a chi è per terra. Libera mente, cuori, libera, Signore. Ti prego per le famiglie, ti prego, Signore, per ogni cosa che i tuoi servi ti presentano, la loro necessità, il loro futuro. Quando tu ci dici di non dover essere preoccupati, in ansia, non essere in ansia per i giorni a venire. Ci dà, Signore, una fede salda, perché non dubitiamo di ciò che tu hai parlato, perché abbiamo fede, Signore, e non siamo come il mondo. In nome di Gesù parla con noi, Padre, ti prego. In nome di Gesù. Amen. Gloria a Dio. Lodiamo al Signore, fratelli. Gloria a Dio. Gloria a Gesù. (493). Gesù ritorna. Alleluia. 493. Facciamo un bel coro stamattina.
493. Ecco il re che viene. Quattro, nove, tre. Oh, che giorno. Alleluia. 493. Giorno di vittoria, oh che giorno di vittoria, il Signore poi redenti di ogni tempo. C'è il testo, lo diamo insieme. Oh che giorno di vittoria, il Signore vien dal cielo, coi redenti d'ogni tempo, i risorti suoi fedeli, e mutati in un momento, noi viventi ci uniremo, con Gesù glorificati, tutti insieme saliremo. Ecco il re che viene, Gesù ritorna, odo il suono della tromba, il suo volto mirerò. Ecco il re che viene, Gesù ritorna, gloria a Dio, egli torna per me. Cristo accolgono festanti i salvati dal Signore, peccatori resi santi dal potente divo amor, i guariti ristorati d'ogni lingua, d'ogni età, rivestiti son di gloria, di giustizia e santità. Ecco il re che viene, Gesù, odo il suono della tromba, il suo volto mirerò. Ecco il re che viene, Gesù ritorna, gloria a Dio, egli torna per me. Oh miriadi di redenti vedo già marciar lassù, poi dinanzi al tron prostrati e si adorano Gesù. Quale festa su nel cielo, canta già il celeste cor, a colui che ci ha salvati sia la gloria sia l'onor. Ecco il re Gesù, il suo volto, la Chiesa, alleluia, egli torna per me. Il coro più una volta, ecco il re che Gesù, odo il suono alla scereminavia subria. Dabra scereminivia. Tutti insieme, ecco il re che viene, Gesù ritorna, odo il suono della tromba, il suo volto
lo mirerò. Ecco il Re che viene, Gesù ritorna, gloria a Dio, Egli torna per noi. Amen. Chi aspetta Gesù? Siamo nella sua attesa, il giorno del Signore è vicino. Alleluia. Lodiamo ancora con gioia al Signore. Vorrei invitare la missionaria Priscilla per lodare questo 426, al di là del sole. Se per questa vita. Alleluia. Salutiamo anche quelli che sono con noi su YouTube, AD Arca Missionaria. Dio benedica tutti i fratelli che ci vedono tramite diretta, perché sono in ospedali o perché sono malati. Non credo che c'è uno a casa, vicino e a casa. Vieni, c'è ancora tempo. Via. Dio benedica a tutti. Se per questa vita non mi dà ricchezza, celesti dimore avrò di lassù, quell'alma perduta, il dolore e tristezza, di me compassione, ebbe sol Gesù. Aspettiamo il testo per fare tutti insieme, perché se no cantiamo solo noi. 426. Mettiamoci in piedi, fratelli, per lodare insieme un bel coro. Ecco. Al di là del sole, io seguo un asilo. Se per questa vita non mi dà ricchezza, celesti dimore avrò di lassù, quell'alma perduta, in dolore e tristezza, di me compassione, ebbe sol Gesù. Al di là del sol, al di là del sol, posseggo un asilo, asilo dolce asilo, al di là del sol, al di là del sol, al di là del sol, posseggo un asilo, asilo dolce asilo, al di là del sol. Così per il mondo me devo cantando, anche con le lotte che devo affrontare. Presto Gesù Cristo, se sarò fedele, mi porterà in cielo con lui a al di là del sol, al di là del sol, posseggo un asilo, asilo dolce asilo, al di là del sol, al di là del sol, al di là del sol, posseggo un asilo, asilo dolce asilo, al di là del sol. A tutte le razze del lignaggio umano Cristo vuole dare piena redenzione, anche una dimora non da mano d'uomo ci ha preparata
nella santa Sion, al di là del sol, al di là del sol, posseggo Nazir, Azid al-Shazir, al di là del sol, al di là del sol, al di là del sol, posseggo Nazir, Azid al-Shazir, al di là del sol. La Chiesa, il coro. Al di là del sol, La Chiesa. al di là del sol, posseggo Nazir, dolce Azir, al di là del sol. Ancora. Al di là del sol, posseggo Nazir, Azir, dolce Azir, al di là del sol. Accomodatevi, Padre, siamo qua nella tua presenza, Signore. Abbiamo una promessa che tu hai lasciato e questa promessa ci rinnova e ci dà speranza. Tu hai detto: non turbate i vostri cuori, credete nel Padre e credete anche in me, perché nella casa del mio Padre ci sono molte dimore. Se non fosse così non vi avrei detto, ma vado a prepararvi posto e torno, perché dove sarò io sarete anche voi. Oh Signore, continua con noi, dandoci la tua grazia per sopportare le afflizioni di questo tempo, perché ogni tempo affrontiamo difficoltà. Tu hai detto: nel mondo ci sono afflizioni e tribolazioni, ma fate animo. Spirito Santo, come hai guidato il popolo nel deserto, come hai aperto quel Giordano per Giosuè e quelli che erano con lui, chiediamo a te di operare potentemente fra di noi stamattina, guarendo i malati, liberando i prigionieri, Signore. Trasforma i peccatori, perdonando-lhe i peccati e rendendo-li santi. Spirito Santo, convince l'uomo del peccato, di giustizia e di giudizio. Che la tua parola stamattina sia come un martello che spezza la durezza della nostra umanità, la crosta che il peccato ci ha creato, ci dividendo, ci allontanando dalla tua presenza. Ma tu vuoi, Signore, che siamo uno in te, che questa unicità succeda nella nostra vita, perché possiamo essere uno in te. A te sia la gloria, a te sia l'onore e a te sia la maestà. Regna su di noi, regna sulla nostra casa, regna su questo paese, su questa città. Regna, Signore. Ti prego per le persone che hanno ricevuto il trattato ieri, il volantino biblico. Signore, non abbiamo detto: guarda, è una cosa interessante. Abbiamo detto: Gesù Cristo è il Signore, questa è la sua parola. Oh Signore, muovi nello spirituale, rendendo questa nazione ai tuoi piedi, Signore. Muovi lo spirituale,
che non veniamo a essere soddisfatti a vedere belle cose che ci sono qui. Noi siamo fatti per glorificare il tuo nome. Vedi come ci vestiamo, Signore. Tu ci vesti come vesti i gigli. Vedi come siamo stamattina, abbiamo mangiato o mangeremo di pranzo, ma tu ci alimenti, tu ci sazi come sazi gli uccelli. Chi merita quello che ha? Tutto è grazia, bontà e misericordia. Oh Signore, prendi il primo posto della nostra vita. A Lui sia la gloria, perché Tu sei Signore ieri, sei oggi e sarai per sempre. In nome di Gesù. Guarisce i cuori, Signore. Guarisce i cuori tristi. Guarisce le menti. Guarisce le famiglie. Spirito Santo, agisce stamattina. Abbiamo bisogno di una parola Tua, una sola parola. In nome di Gesù. Ricevi, Padre, quello che portiamo alla Tua casa. Esaudisce la nostra preghiera e opera nelle basi missionarie, non solo qui a Firenze, ma pure a Scandici, a Pisa, a Montiscerboli, a Legnago. Ti prego per la Denisa, la missionaria Denisa, per il missionario Marco, per Enea, suo figlio. Ti prego, Signore, per la missionaria Carminha, per la missionaria Jamile. Ti prego, Signore, per la missionaria Dariana, per il missionario Giovanni, per gli operai, per le persone che sono qui con noi, per i membri, per i visitanti, per quelli che ci ascoltano, quelli che vengono per il pacco, quelli che bussano alla porta. Ti prego, Signore, per questa mensa che inizierà martedì, Signore. Aiutaci a servire i nostri fratelli, perché sono fratelli. Non vogliamo vedere come il fratello del figlio prodigo, ma vogliamo vedere con Tuoi occhi, Signore, perché sono fratelli e sono figli. E Tu, Signore, sei venuto per le pecore smarrite, perse della casa di Israele, e queste persone fuori, quegli ubriaconi, quelli che sono dipendenti tossici, Signore, che Tu possa operare, perché sono i nostri fratelli. Liberali perché possano testimoniare la Tua potenza, come quella donna peccatrice ha testimoniato, come il lebbroso è tornato testimoniando. Signore, è vero che tanti non tornano. È più facile essere ingrato, è più facile seguire e dire devo seguire o da fare, di che tornare e riconoscere e ringraziare. Ma ognuno è arrivato qui in una condizione spirituale, fisica, emozionale, che ha bisogno del Tuo amparo, del Tuo aiuto, del Tuo soccorso. E questa base a Firenze, Signore, è una base di emergenza, è un pronto soccorso. E Tu sei il dottore che sei nel turno oggi. Non sono io nel turno, sei Tu nel turno, Signore. Sei Te in questo turno. E queste persone che arrivano qui, noi siamo infermieri, ma Tu sei il dottore. E queste persone che sono qui hanno bisogno di Te. Perché gli infermieri, Signore, ricevi, vedi qual è il problema, fa una medicazione, ma sei Tu che dai il diagnostico e la cura. Fai oggi, Signore, nella vita di queste persone qui, ti prego, intervieni. Visita ogni cuore e fai il Tuo perimetro nella vita di questa persona, perché Tu possa regnare, Tu possa fare. Signore, disoccupa
questa casa di ciò che non porta il bene, perché ci sono cose nella nostra vita che tante volte pensiamo che ci fa bene ma ci porta il male, ma che ci porta maledizione. Vogliamo, Signore, permettere che Tu entri e faccia la pulizia che abbiamo bisogno di fare. Ti prego che Tu entri oggi in questo territorio e abbia il dominio di questo territorio, la nostra vita, la nostra casa, la nostra famiglia, il nostro lavoro. Comincia a dire in preghiera quale territorio tu vuoi che Gesù entri nella tua vita. Comincia a invitare Lui, apri la porta e diglielo: entra Gesù in questo territorio, domina qua, domina nel mio matrimonio, domina nella vita dei miei figli, domina, Signore, nel mio lavoro, domina nelle mie finanze, domina, Signore, nella mia mente, domina nelle mie amicizie, domina, Signore, domina, entra Gesù, questa casa è tua. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Gli angeli, gli arcangeli, i serafini clamano, cantano, proclamano: santo, santo. Digli: santo, proclama anche te stamattina: santo. In piedi, fratelli, leggiamo la parola. Salmo 34. Salmo 34. Alleluia. Salmo 34. Leggiamo questo salmo stamattina e continuiamo adorando al Signore. Salmo 34. Io benedirò l'Eterno in ogni tempo, la sua lode sarà sempre sulla mia bocca. L'anima mia si glorierà nell'Eterno. Gli umili ludranno e si rallegreranno. Magnificate con me l'Eterno ed esaltiamo tutti insieme il suo nome. Ho cercato l'Eterno ed Egli mi ha risposto e mi ha liberato da tutti i miei spaventi. Essi hanno guardato a Lui e sono stati illuminati e le loro facce non sono svergognate. Quest'afflitto ha gridato e l'Eterno lo ha esaudito e l'ha salvato da tutte le sue avversità. L'angelo dell'Eterno si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera. Gustate e vedete quanto l'Eterno è buono. Beato l'uomo che si rifugia in Lui. Temete l'Eterno, voi suoi santi, poiché nulla manca a quelli che lo temono. I leoncelli soffrono penuria e fame, ma quelli che cercano l'Eterno non mancano di alcun bene. Venite, figlioli, ascoltatemi, io vi insegnerò il timore dell'Eterno. Qual è l'uomo che desidera la vita e ama molti giorni per vedere il bene? Trattieni la tua lingua dal male e le tue labbra dal dire menzogne. Allontanati dal male e fai il bene, cerca la pace e procacciala. Gli occhi dell'Eterno sono sui giusti e i suoi orecchi sono attenti al loro grido. La faccia dell'Eterno è contro quelli che fanno il male per sradicare la loro memoria dalla terra. I giusti gridano e l'Eterno li ascolta e li libera da tutte le loro sventure.
L'Eterno è vicino a quelli che hanno il cuore rotto e salva quelli che hanno lo spirito affranto. Molte sono le afflizioni del giusto, ma l'Eterno lo libera da tutte. Egli preserva tutte le sue ossa e nessuno di esse è spezzato. La malvagità ucciderà il malvagio e quelli che odiano il giusto saranno distrutti. L'Eterno riscatta la vita dei suoi servi e nessuno di quelli che si rifugiano in Lui sarà distrutto. Amen. Gloria a Dio. Lodiamo al Signore. Vorrei invitare la sorella Adriana Ferroni per fare una preghiera per la raccolta delle decime delle offerte e dopo noi loderemo al Signore. Fratelli, non siate costretti a offrire, a fare, perché questa è un'opera volontaria. La Bibbia dice che Dio ama un donatore allegro, quindi se fate con gioia per il Signore, sapendo che la ricompensa e la benedizione è già stata, ma verrà ancora, perché Lui ci ha promesso e così sarà. Che Dio benedica tutti i donatori, offerenti, ognuno che con gioia serve al Signore e mantiene l'opera missionaria di evangelizzazione. Dio vi benedica. Saluto la Chiesa com a parte do Signore. Senhor Jesus, nesse momento que demos a te, que venha benedire ogni fratello, ogni sorella, que aiutará com a tua ópera, Senhor, e benedendo loro, le sue finanze, Senhor, e benedendo questa Chiesa, tutti i missionari, tutti i Chiesa, Pai, che estão pregando a tua parola, Jesus. Te chiediamo, Pai, que benedici, Senhor, perché tu lo sai, a necessidade di ogni fratello qui neste momento. Benedici, Senhor, dalla tua bênção, a tua benedizione, Senhor. Te chiediamo, Pai, uma settimana di benedizione, di pace, serenità e tanta salute, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Alleluia. Offriamo con gioia mentre cantiamo che la sua gloria è in mezzo a noi e che sappiamo che Lui farà grandi cose, perché dove Lui è presente c'è il sovrannaturale di Dio. Alleluia. Yahweh si manifesterà. Alleluia. Yahweh Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai si manifesterà. Si sente la tua gloria in mezzo a noi, grandi cose tu farai. Si inizia il sovrannaturale. Cantiamo, si sente? Si sente la tua gloria in mezzo a noi. Grazie, Signore. Grandi cose tu farai. Si inizia il sovrannaturale. Yahweh Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai
adori, Lui si manifesterà. Alleluia. Se lo adori, Lui si manifesterà. Se lo cerchi, Lui si manifesterà. Se lo chiami, Lui si manifesterà. Cantiamo di nuovo. Se lo adori, Lui si manifesterà. Se lo cerchi, Lui si manifesterà. Se lo chiami, Lui si manifesterà. Yahweh si manifesterà. Jireh si manifesterà. Rafa si manifesterà. Si manifesterà. Yahweh si manifesterà. Rafa si manifesterà, si manifesterà. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai si manifesterà. Dove c'è un cuore, alleluia, che lo adora in spirito e in verità, Lui è presente, Lui si manifesterà. Alleluia, gloria al tuo nome Gesù, gloria al tuo nome Gesù. Vi invito a tutti a mettersi in piedi, cantiamo insieme questa, anche se è la prima volta che cantiamo insieme dichiarando che noi crediamo. C'è qualcosa impossibile a Dio? C'è qualcosa impossibile a Dio? Niente è impossibile al nostro Dio. Alleluia, nel suo nome, nel nome di Gesù, tutte le cose sono possibili. Alleluia, c'è nella sua parola. Alleluia, si chiede nel nome di Gesù. Sì, è possibile. Sì, sarà fatto. Alleluia. Alleluia. Può una tempesta acquietarsi ad un comando, poi il colore nero diventare tutto bianco. Può un uomo avvicinarsi a Dio che è così in alto. Nel nome suo si può, poi il cieco catturare luce e colore. Poi il dolore nella prova trasformarsi in sole. Può una montagna alzarsi e andare dove vuole. Io credo nel suo nome. Tutto è possibile. Alleluia. Può la sterile sentire toglie il primo pianto. Può un cuore arreso a Dio non essere più stanco. Poi il muto ascoltare il suono del suo canto. Nome suo si può un tempio essere rialzato in 3 giorni. Può la fede aiutare a tutelare i sogni. Può un uomo osservare oltre gli orizzonti. Cantiamo io credo. Alleluia. Io credo nel suo nome, tutto è possibile. Nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù è possibile. Nel nome di Gesù, nel nome
possibile. Io credo. Se tu credi, canta. Io credo nel suo nome, tutto è possibile. La Chiesa? Alleluia. Cantiamo insieme. Io credo nel suo nome, tutto è possibile. Amen. Gloria a Dio. Dio è grande. Alleluia. Alleluia. Accomodatevi, fratelli, vorrei invitare i bambini per la classe felice. Venite alla classe felice, bambini. Gloria a Dio. Preghiamo per loro, fratelli. Stendete le mani così. Padre, vorrei chiederti in nome di Gesù per la vita di questi bambini, che tu possa aiutarli a crescere nella tua presenza, perché il cuore di un bambino è di chi arriva prima, e stiamo seminando il tuo messaggio, la tua parola nei loro cuori. Signore, che tu possa fare germogliare questo seme e che cresca e che prenda spazio, tutto spazio della loro vita, che questo albero che è la tua parola cresca e fruttiferi nella loro vita per la gloria del tuo nome. Aiutali in tutto, in nome di Gesù. Amen. Dio vi benedica. Cari fratelli, è una gioia molto grande fare l'opera del Signore, perché la nostra missione non è una missione facile. Proclamare la parola, insegnare la parola non è un compito facile, perché ieri ero a Pisa e parlavo su questo, che Gesù nella sua patria non è stato creduto. E per causa dell'incredulità lui non ha fatto tante cose, non ha operato potentemente come faceva ad altre parti. C'era molti infermi, Gesù ha guarito pure lì, nella sua patria. Ma loro guardavano Gesù solo come il figlio di Giuseppe, il falegname, come il figlio di Maria. E non riuscivano a vedere che il Signore era fra loro. Non riuscivano a riconoscere, non solo vedere, ma riconoscere questo. Noi sappiamo che le difficoltà sono tante e penso, no, come convincere queste persone al contrario di quello che credono, che vivono, che fanno. Come convincerli? Penso Pedro. È l'apostolo Pietro. La chiesa è dei bambini anche, non fratelli? Io sempre dico questo. È la loro chiesa, quindi loro hanno un modo particolare che piano piano crescono e dopo questi più birichini diventano pastori. Già, avete pensato in questo? E noi anziani diremo, tu nel culto era di là e di qua. E lui, ma è così. Tornando al discorso, pensavo come convincere le persone
Come convincere le persone al contrario di quello che vivono, che sono, che credono? Al contrario di quello che sono insegnati. Perché ci sono persone che non hanno nemmeno colpa di quello che sono, perché sono stati fatti così, cresciuti così, insegnati così. Hanno una vita di insegnamento sbagliato. E arrivare con la parola e dire guarda che questo non è vero, questo non è la verità, è difficilissimo, è faticoso, è duro. Noi che abbiamo evangelizzazione come cosa? Allora, noi che abbiamo evangelizzazione come priorità, soffriamo queste cose. Perché per noi volevamo prendere ognuno e dire guarda, la via è questa, vieni, prendere per mano come un bambino e metterli sulla via. Sarebbe molto facile così, no? Oh, che bello che sarebbe. Ma chi di noi è stato convinto di questo modo? Chi di noi siamo stati convinti di modo che uno ci ha preso per le mani e ci ha portato qui? No, nessuno di noi. Anche se siamo cresciuti in chiesa o se abbiamo ricevuto un insegnamento della parola, ma ognuno di noi abbiamo preso una decisione, ognuno di noi abbiamo trovato la verità nel Signore. Infatti parlavo ieri, dopo evangelizzazione, e una persona che era con noi a evangelizzare ha detto è vero, sono molto duro, ma pure io ero duro. Nello stato che ci troviamo oggi, vediamo la durezza degli altri, ma dimentichiamo la durezza che avevamo prima, perché è sciolta, è spezzata, non c'è più. Dimentichiamo che eravamo anche noi come bestemmiatori. Dimentichiamo che anche noi davamo consigli sbagliati. Dimentichiamo che anche noi camminavamo su una strada sbagliata. Ma il Signore, che ha il compito di convincere, per questo dico sempre, la Chiesa ha bisogno di pregare. Non può solo pregare, ma non può neanche solo evangelizzare. Non può solo fare la caritas. No. Quando facciamo solo una parte, siamo incompleti. Quando facciamo solo un pezzo della missione, siamo incompleti. E abbiamo bisogno di fare tutto. Digiuno, preghiera, adorazione, evangelizzazione, caritas. È un insieme che ci fa vivere Chiesa, la parola Chiesa, è un insieme, non un pezzo. E siamo spezzati perché uno fa molto questo, quell'altro fa molto questo, quell'altro non piace fare quello, quell'altro non si sente di pregare, quell'altro non ha tempo per pregare. Quando vediamo gli atti dello Spirito Santo, perché la parola, il testo, il titolo del libro dice Atti degli Apostoli, ma gli apostoli chi erano se non strumenti dello Spirito Santo? Quindi questo libro dovrebbe essere Atti dello Spirito Santo. Perché chi ha operato dall'inizio alla fine se non lo Spirito Santo? Vediamo lì che la Chiesa era sempre in preghiera. Atti capitolo 1, vediamo la Chiesa radunata in preghiera. Cosa hanno ricevuto? Battesimo nello Spirito Santo. Vediamo la Chiesa che pregava perché mancava operaio. Non c'era Giuda. Capitolo 2. Capitolo 1 per capitolo 2. Cosa succede? Loro sono spinti e trovano uno sostituto per Giuda. Dio manda operaio tramite la preghiera. C'era una confusione in chiesa, Pietro è stato portato in prigione. Dove si trovava la chiesa? In preghiera.
E cosa ha fatto la preghiera? Ha liberato Pietro. Quindi la preghiera porta benedizioni celesti. La preghiera ci porta a una dimensione spirituale. La preghiera ci fa vivere cose straordinarie. La Chiesa in Atti degli Apostoli è una Chiesa completa di preghiera, di digiuno, di condivisione della parola, di condivisione del pane, della caritas. Ma è una Chiesa che proclama pure il Vangelo, che testimonia. È importante testimoniare, ma per testimoniare abbiamo bisogno di vivere, perché se noi non viviamo, come possiamo testimoniare? Ma di che cosa testimonieremo? Di che cosa parleremo se noi non abbiamo niente da testimoniare, non abbiamo vissuto niente? Vorrei invitarvi a riflettere stamattina nel percorso della vostra vita, dal piccolo fino ora. Dove sono le mani di Dio nella tua vita dal piccolo, anche quando tu non credevi, anche quando tu non capivi, anche quando tu non eri quello che sei oggi nel Signore? Dove erano le mani di Dio? Sono sempre state. Le mani di Dio sono sempre presenti nella vita di tutti noi. Lo troviamo non solo nel vento. Ci sono persone che guardano i belli alberi, i cipresti, vedono la bella Toscana. Io vedo Dio tutto in questo, ma non lo vedo solo in questo. Io vedo anche quando ci sono i toni, quando ci sono i venti, quando c'è il vento, quando c'è la tempesta, quando è buio. Io lo vedo anche nell'inverno, non solo nella primavera. Io lo vedo anche quando è autunno, quando le foglie si appassiscono. È così. È così che noi vediamo il Signore. In ogni tempo. Perché in ogni tempo Lui è il Signore. Davide era davanti a Abimelech, ma difficilissimo quella faccenda, perché Davide non aveva come difendersi in quel momento. Ci sono momenti che noi ci troviamo così, non abbiamo una difesa, non abbiamo un'arma, siamo fra la croce e la spada. Chi non si è trovato mai in questa situazione? Come facciamo? Quando noi ci troviamo in una condizione così, Davide era lì davanti a Abimelech senza sapere cosa fare. Se parlo, le parole non cesseranno i miei dolori. Sta scritto. Non metterà fine ai miei dolori se parlo, se Davide in quel momento parlasse davanti a Abimelech sarebbe ucciso. Se Davide si alzasse lì e dicesse sono io il re di Israele, mamma mia, essendo pure lui il re. Ma la Bibbia parla che il Signore innalza gli umili. E noi dobbiamo imparare a perdere, perché non siamo capaci di ammettere quando perdiamo, quando sbagliamo, quando falliamo. Dobbiamo ammettere che siamo fragili, pur avendo un regno. Dobbiamo imparare a ammettere che siamo necessitati, pur avendo tutto. Ma tante volte noi vogliamo dimostrare quello che abbiamo, perché è la nostra forza. La forza dell'uomo è in quello che ha, nella forza del suo braccio, nella forza del suo lavoro, nella forza del suo conto bancario, nella forza della sua salute, nella forza della sua macchina, nella forza della sua famiglia. Io ho una famiglia. Ma Davide aveva la famiglia, aveva tutto.
ma si è trovato in una situazione fra la croce e la spada. E come comportarsi in una situazione così? E lui ci dà un esempio. Lui fa finta di pazzo. Ma io devo fare finta di pazzo? No, devi prendere l'esempio. Questo vuol dire che lui si è abbassato. E la parola del Signore dice che Dio innalza l'albero basso e abbatti l'albero alto. Davanti ai confronti, davanti alle difficoltà, all'avversità, ai problemi, come comportarci? Tante volte vogliamo risolvere a modo nostro. Noi brasiliani, in speciale, abbiamo sempre un modo brasiliano. Di a tornare, non fare la strada dritta. Scusate brasiliani, ma è così. Posso parlare degli italiani, non sono italiano, parlerò da me. Cerchiamo sempre un modo di fare un'altra strada, perché quella strada diritta c'è un perdono, quella strada diritta c'è da dire la verità, quella strada diritta devi affrontare la legge con me, quella strada diritta devi pagare quello che manca, quella strada diritta devi risolvere quel problema. Allora non sono capace di risolvere, non sono capace di fare questo, non sono capace... E fa un giro che pensiamo che arriverà là, ma non arriva. Comunque arriverò lì, anche se faccio la montagna. No. Ai Romani, l'Apostolo Paolo ha scritto: capitolo 8. Dice così, versetto 17: e se siamo figli, siamo anche eredi di Dio e coeredi di Cristo. Seppure soffriamo con Lui, per essere anche con Lui glorificati. Fa parte della nostra vita la sofferenza o no? E perché vogliamo fare una strada lunga per non affrontare la sofferenza, il perdono, la verità? Stamattina vorrei portarvi questa riflessione, che Davide per tanti ha fatto una strada lunga. No, lui non ha fatto la strada lunga, lui ha affrontato quella situazione, perché lui, se noi vediamo con un altro occhio, noi ci rendiamo conto che Davide poteva alzarsi in quel momento e dire: io combatto contro te, sì, muoio. Ma quello era orgoglio, e nel piano di Dio l'orgoglio non fa parte. Non c'è nel piano di Dio orgoglio. Umiltà sì. Lui, quando si fa di pazzo, lui riconosce la sua debolezza, che non poteva affrontare quella situazione. Lui riconosce che aveva bisogno di dimostrare quella debolezza, e per pena non è morto, non è stato ucciso, per pena. Ma chi vuole avere questo sentimento verso di sé? Chi vuole che uno abbia pena di sé? Chi vuole? Nessuno. Siamo così? No, io non voglio che nessuno abbia pena di me. Perché questo sentimento di pena è un sentimento che abbatti l'anima. Questa persona mi fa pena. Quando ci riferiamo così, pensate, ragionate,
riduciamo quella persona a niente. Ma chi siamo se non niente, fratelli? Il problema è che il mondo ci ha messo tante cose e ci ha fatto capire che siamo molto quando non siamo niente. Non ha fatto niente. Noi non siamo niente perché il mondo ci ha aggiunto delle cose che non ci appartiene. Quando noi davanti al Signore riconosciamo questa debolezza e affrontiamo il problema davanti e diciamo, c'è liberazione di Dio. Interviene Dio perché Lui è la difesa dei poveracci. Lui è la difesa dei bisognosi. Lui è la difesa dei necessitati. Lui è padre degli orfani, marito delle vedove. Lui giudica la nostra causa quando la rendiamo a Lui. Ma quando è nelle mani nostre, quando vogliamo risolvere noi, quando vogliamo fare noi perché io sono, perché io so, perché io faccio, è così? No, fratelli. Mentre sarà così, Lui ci lascerà fare e dice, fai come tu vuoi. Ma quando noi gridiamo, Lui è pronto per ascoltare. Quella azione di Davide è stata un'azione, un grido di soccorso. Un re comportarsi di quel modo, fratelli, era una debolezza grande, perché un re pazzo, fuori testa, non poteva fare più niente, non aveva governo del suo regno, non aveva dominio sulle sue cose, non era una minaccia. Dio sta dicendo oggi, le armi fisiche lascia stare. Ci spogli esta mattina di tutta questa armatura umana, fisica, di queste armi di difesa che tu porti con te e ti rivesti con l'umiltà. E dice al Signore, Signore, ho bisogno di te. Tu sei il mio soccorso, tu sei il mio aiuto, tu sei la mia difesa, tu sei il giudice della mia vita, tu sei il mio Signore, regna. Davide poteva lì prendere la spada. Qualcuno usciva morto lì, sì o no? Lui poteva vincere quella battaglia, poteva sì, era capace di combattere. Ma c'era la morte, in qualche parte c'era. Uno dovrebbe morire. L'azione di umiltà di Davide ha risparmiato la vita tanto a uno quanto all'altro. Perché a volte noi dimentichiamo che non siamo amati da soli. Lo stesso amore che mi ha salvato Alessandro, ha salvato Angel, ha salvato la Silvia, l'Adriana, il Riccardo, la Gladys. Gloria a Dio. Nazir, Priscilla, Vinicius, Mili, Mafalda, Emily, Ana Maria, quelli che sono a casa, lo stesso amore. Ma io sono amato da Dio, ma lui anche è amato da Dio. Sì o no? Perché Dio difenderà la mia causa, ma quel figlio anche piange. Allora? Pensiamo che piangiamo solo noi? O pensiamo che solo le persone fanno male a noi? Anche noi facciamo male agli altri. Anche noi abbiamo parole aspre. Anche noi abbiamo una spada in bocca che a volte ferisce altri.
Non possiamo pensare così. Non possiamo pensare così che siamo noi sempre gli offesi o sempre il ferito. No! In una guerra ci sono persone che feriscono, ma ci sono persone ferite. Perché sono tutti in guerra. L'Apostolo Paolo parla di questa sofferenza. E Gesù ci parla come vincere la sofferenza. Amore. La parola amore vuol dire senza morte. Assenza di morte. Amore vuol dire non morire, non morte, senza morte. E Gesù ci ha dato questo comandamento. Io vi dico che amiate uni agli altri. Sopportatevi uni agli altri. Gesù ci ha dato sempre questa spinta: amate, sopportate, servite. Quell'azione di Davide porta a lui liberazione e salvezza. Né sempre una guerra vinta è una guerra combattuta. Né sempre una vittoria parte da quando noi ci sentiamo vittoriosi, ma la vittoria è quando non c'è morte, perché la morte è già avuta. Sì o no? Chi è morto? Gesù Cristo è morto. Quindi lui ha già subito la morte. Noi non dobbiamo più permettere che i dardi della morte ci colpiscono. Per causa nostra, delle nostre parole, perché queste guerre non devono essere combattute così. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Romani 8:35. L'afflizione, la distretta, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada. Chi ci separerà dell'amore di Cristo? Chi? Cosa ci separerà? L'unica cosa che ci separa è il peccato di Cristo. E quindi lui dice: nell'afflizione non peccare, nella distretta non peccare, nella persecuzione non peccare, quando ci sarà la fame non peccare, la nudità non peccare, il pericolo non peccare, la spada non peccare. Perché non è la spada in sé che ci separa di Cristo. Non è la fame in sé che ci separa di Cristo. Perché ci sono persone che si arrabbiano con Dio. Mamma mia, c'è un trono davanti a un trono più grande di quello di Dio. Perché se arrabbiare con Dio non si rende conto la piccolezza che è. È triste. Perché è un dardo di Satana sulla mente di queste persone che pensano che hanno diritto di avere questa rabbia verso di Dio come se fosse Dio uguale o pari o nella stessa misura di quella persona, quando Dio è grande. Puoi dire che Dio è grande? E noi siamo polvere, lo sgabello dei suoi piedi. Alleluia. Ma io sono afflitto, ma non peccare. Io parlo e voi ripetete, non peccare, ok? Sarà l'afflizione? Impariamo. Sarà l'afflizione? Sarà la distretta?
Sarà la persecuzione? Sarà la fame? Sarà la nudità? Sarà il pericolo? Sarà la spada? Non peccare, perché è il peccato che ci allontana da Dio. E noi senza Dio non siamo nulla. Tu hai bisogno del Signore. In quel momento Davide ha dimostrato tutta la sua dipendenza di Dio. Lui si è fatto passo, ma lui era quello che aveva dimostrato lì a Abimelech. Era lui quella persona. Io sono proprio dipendente, vedi la mia condizione. Io sono dipendente. Se Dio non interverrà qui in questa situazione, io muoio nelle tue mani, ma io non peccherò. Adabra Shereminavia. Lui poteva alzarsi in quel momento e dire: io combatterò, io farò, ma non, lui si è reso dipendente, necessitato. E se Dio permettesse che Abimelech lo uccidesse? Pensate, se Dio permettesse che Abimelech lo uccidesse, era vittorioso lui? Era vittorioso lui? Era o non era? Era vittorioso o perditore? Com'era Abimelech in quel momento? Vittorioso o perditore? Pensate, come era? Com'era? No, lui si è fatto passo, ma anche si facendo passo è stato ucciso. Ma di che è valsa? Di che è valsa quell'azione? Non è valsa in niente. Lui poteva lì dire: ma almeno muoio combattendo. Se Dio non avesse difeso lui in quel momento, lo avesse permesso morire, lui era pure vincitore. Perché la parola dice: beati gli umili, perché erediteranno la terra. Abimelech poteva vincere lui, ma non poteva togliere da lui il Signore, la promessa, l'eredità, quello che aveva promesso il Signore per loro. Finisco il messaggio, fratelli, dicendo che dobbiamo riflettere se vale la pena. Se ci sono guerre che valgono la pena essere combattute. Vorrei farvi riflettere stamattina tramite lo Spirito Santo se non è ora di arrendersi. Ma a chi? Al Signore. Ah, ma al Signore, al mio fratello no. Se ci arrendiamo ai nostri fratelli, ci arrendiamo al Signore. Se siamo umili a loro, siamo umili al Signore. Così è la parola. E Gesù ama questa umiltà e ama questo arrendersi, perché la parola dice che se tu hai qualcosa contro tuo fratello, prima di offrire, lascia la tua offerta lì e va dal tuo fratello, ti riconcili con lui, fa pace con lui, dopo riprendi e torna. La parola del Signore preserva l'umiltà, preserva l'unità, preserva l'amore, preserva. La parola del Signore preserva. Ma i fratelli sono tutti. I fratelli sono tutti. Perché a volte noi prendiamo questa parola e diciamo: vedi, è quello, devi fare così. Ma tu sei pure fratello. Tu sei pure sorella.
E l'umiltà nel Signore ci fa andare all'incontro di chi non è umile. Perché Abimelechi era umile? No, ma Davide, essendo pure sopra Abimelechi, più forte di Abimelechi, si è fatto meno, più piccolo. È così. Si è fatto niente. Qual era la condizione di Davide? Di niente. Ma lui ha preferito non peccare. Lui ha preferito lì fare quella strada, che era la strada del Signore, di perdere per guadagnare. Guadagnare cosa? Il Signore. Guadagnare la difesa del Signore, guadagnare la giustificazione del Signore, guadagnare il piano del Signore. Diverse volte Gesù ci insegna. Quando Pietro arriva, Pietro e Gesù erano quelli maggiorenni e dovevano pagare il tributo. Gli altri discepoli erano tutti minorenni nell'età, non erano ancora in grado di pagare i tributi. E Pietro e Giovanni dovevano pagare i tributi, loro parlavano, perché c'erano quelli che raccoglievano i tributi. Dice, ma guarda che Gesù non paga tributi, quello non paga. Pietro è venuto, ma guarda che noi abbiamo le tasse da pagare. E stanno parlando male di noi. Gesù poteva dire, ma io sono il Signore, figlio di Dio, che cosa mi chiedono? Ha detto così? No. Ha pagato. Perché a volte noi pensiamo che siamo credenti, non dobbiamo affrontare le cose, non dobbiamo vivere le tempeste, non dobbiamo affrontare i nemici. Ma i nemici quali sono? I nostri fratelli. Abbiamo un solo di nemico. È il nemico della nostra fede. Se Gesù non avesse pagato il tributo lì, lui non dimostrava una fede, lui non dimostrava un servizio completo al Signore. Per essere completo al Signore dobbiamo affrontare le cose di fronte, nella stessa strada, camminando avanti. È questo che vuole il Signore per noi. È questo che il Signore vuole stamattina, che noi possiamo confessare come la parola di Dio, uni agli altri le nostre colpe. Che noi dobbiamo fare fra noi pace. E così ci sarà la difesa del Signore. E così ci sarà la giustificazione del Signore. E così ci sarà la presenza del Signore. E così ci sarà la potenza del Signore operando nella sua Chiesa in mezzo al suo popolo con miracoli, prodigi, meraviglie. È questo che vuole fare il Signore, perché Lui è lo stesso ieri, oggi, per sempre. Lui salva, guarisce, battezza nello Spirito Santo e presto verrà. Ma chi non si arrenderà a Lui non andrà dove Lui sarà. Perché la porta è aperta, ma è stretta. Io ero un ragazzo e giocavo con i miei amici dicendo che la porta e la via era così stretta che noi dovevamo andare così. E io ero quello cicciottello e dicevo, devo dimagrire che senão non passo pela porta. Ma è vero. Se non lasciamo dietro ciò che dietro deve rimanere, non passeremo la porta con quel zainone che abbiamo, con quella valigiona che abbiamo. Non riusciamo a camminare fino lì perché abbiamo tanti fili legati ancora al passato, al presente, al mondo di oggi. Se abbiamo e vogliamo questa libertà che Davide ha detto su Salmo 34 che abbiamo letto, dobbiamo arrendersi completamente a Lui e dichiarare la nostra fragilità, la nostra dipendenza, ma non vittimismo, ma una dipendenza dicendo, Signore, io sono forte in Te. Io benedirò il Signore, io invito a tutti a benedire il Signore. Lui che era davanti a chi? Al suo nemico, a uno che voleva ucciderlo. Ma la parola del Signore dice che molte sono le afflizioni del giusto, ma l'Eterno lo libera da tutte. Versetto 18 dice, l'Eterno è vicino a quelli che hanno il cuore duro, orgoglioso, prepotente, presunçoso. Così? L'Eterno è vicino a quelli che hanno il cuore rotto e salva quelli che hanno lo spirito imponente.
affranto. C'è differenza di afflizione per affranto. Qui parla di una... Non è un'agitazione questo affranto. Sono agitato, angosciato. No, questo affranto viene di umiltà. La radice di questa parola proviene di umiltà. Uno spirito umile vuol dire questa parola. Uno spirito lì che riposa nel Signore. Come Davide, sono passo. Ossia, Signore, ho bisogno di te. Prendi cura della mia vita, del mio presente, del mio futuro. Entra in questa mia causa. Entra, Signore. Dobbiamo vivere completezza, fratelli. La Chiesa ha bisogno di vivere completezza. Noi stiamo vivendo un problema, una malattia spirituale si sparge nella Chiesa perché le persone stanno diventando diabetici spirituali. Le persone stanno prendendo comodità spirituali perché non si muovono nel regno. Lo studio, la scienza dice che le persone che si muovono vivono di più. Io adesso a casa voglio salire sulle scale. Scendo con le scale, quasi non prendo più l'ascensore. Ma non è che non mi è comodo l'ascensore e che la scala mi fa piacere perché adesso riesco. No, ma perché voglio mantenere, voglio continuare, voglio muovere il mio corpo, perché non è solo la perdita di peso. Il corpo ha bisogno di capire che deve muoversi, uscire dalla rigidità. Quanto più fermi ci troviamo, quanto più fermi siamo, più rigidi siamo. Più rigidità c'è. Ci ammaliamo e dobbiamo muoversi nel regno, pregare, digiunare. Il nostro corpo deve essere messo sotto lo Spirito, guidato dallo Spirito. E esiste questa malattia che si sta... Io vedevo spiritualmente ieri a Scandici, ragazzi giovani, ho visto 8 persone con un cosino qua, quello che fa la punturina per l'insulina. Ragazzi, non erano anziani, ragazzi magri, dice così? Magri, non erano grassi, niente. Tutti con quello cosino qua, che si fa genetico. Dicono genetico, no? È diabetes tipo 1. È una genetica, ma che è sviluppata da qualcosa che... uno stress, un'emozione, una sorpresa. Una generazione malata, che non sopporta afflizione, che non sopporta una guerra, che non sopporta mangiare un pane duro, che non sopporta avere un paio di scarpe, che non sopporta vestire un vestito 2 volte, 3 volte, che non sopporta passare un mese senza andare a prendere una pizza, che non sopporta un anno senza fare la vacanza, perché mio corpo ha bisogno, io ho bisogno, non sopporta fare sacrifici. Una generazione malata che non è stata cresciuta insegnata ai sacrifici, e per questo qualsiasi cosa li spaventa e li porta genetica. Sviluppa le malattie genetiche, perché siamo tutti malati nel nostro corpo, ma Dio è con la mano così, tenendo il male, dicendo no, ti do vita. Ma perché? Perché siamo in movimento. Pensate che venire in chiesa fa piacere solo al pastore? Fa bene a te, alla tua anima. Davide ha detto: mi sono allegro quando mi hanno detto andiamo alla casa del Signore. Quello era un movimento, lui si allegrava. Le persone che venivano di Etiopia per andare a Gerusalemme, le persone che venivano da tutto il mondo per andare a Gerusalemme, perché dove era l'adorazione se non a Gerusalemme?
È vero che il velo si è strappato, che il Signore è vicino e presente ovunque, ma noi siamo Chiesa, fratelli, e come Chiesa dobbiamo seguire insieme nello stesso corpo, facendo il lavoro, l'opera del Signore con prontezza, disponibilità e amore. Ma non facciamo perché? Perché siamo afflitti, perché c'è la spada, perché c'è la fame, perché c'è la nudità, perché c'è questo, perché c'è quello, perché c'è l'altro. Ma chi ci separerà dell'amore di Dio? Mettiamoci in piedi, per favore. La tua preghiera oggi, Signore, fammi forti. Togli la durezza del mio cuore, ma mi fa duro come un sasso. Come mai? Saldezza vuol dire questo. Questa forza non è forza per togliere la spada e combattere, è la forza per essere umili. È la forza per dire: Signore, mi arrendo a te. Questa tua preghiera oggi dirà al Signore: Signore, voglio questa umiltà che tuo Spirito genera in me, perché possa capire che le guerre né tutti saranno combattute, che le parole non valgono la pena essere dette. Mi aiuta, Signore. Mi aiuta, Signore, perché ho bisogno di te. Gloria a Dio. Tutto a Cristo io m'arrendo, tutto a Cristo il cuore do. Io da Lui solo dipendo, da che Egli mi salvò. Io m'arrendo, io m'arrendo, tutto a Cristo io m'arrendo, io m'arrendo, tutto a Cristo io m'arrendo, per suo sangue al Padre vo, il suo amore ora comprendo, grande amore. Sulla croce con amore sparse il sangue per salvarmi peccatore. Io m'arrendo, io m'arrendo, tutto a Cristo io. Di Gesù, Signore, siamo qua nella tua presenza. Oh Spirito Santo, lavora nella durezza dei cuori, Signore. La tua parola dice: quando
ascoltate la voce del Signore vostro Dio, non indurite i vostri cuori. Umiliatevi sotto la potente mano del Signore, perché al suo tempo li innalzi. Spirito Santo, lavora nel nostro carattere, lavora in noi, nella nostra vita, nei nostri esseri. Ci fa, Signore, ci fa umili. Dove c'è odio, Signore, che io porti l'amore. Dove c'è offesa, che io porti il perdono. Dove c'è la discordia, che io porti l'unità. Dove c'è dubbio, che io porti la fede. Dove ci sono gli errori, che io porti la verità. Dove c'è disperazione, che io porti speranza. Dove c'è la tristezza, che io porti la gioia. Dove ci sono le tenebre, che io porti la luce. Oh Maestro, fa di me un strumento della tua pace. Che io cerchi di più consolare di che essere consolato. Che io cerchi di più comprendere che essere compreso. Che io cerchi di più amare che essere amato. Perché è donando che si riceve. È perdonando che si è perdonato. E essendo abbattuto, morendo, che si vive per la vita eterna. La tua parola dice che chi perde la sua vita la troverà, la guadagnerà, la riceverà. Signore, Davide poteva perdere la sua vita lì, ma la tua parola garantisce che tu la restituirai ai santi, ai giusti. E nel tuo giorno, Signore, chi è morto con te risusciterà e riceverà, Signore, corpo glorificato. Prima i morti, dopo noi. Oh Spirito Santo, ci consola stamattina nella speranza della tua parola, perché Paolo ha detto che le afflizioni di questo tempo non si paragonano con la gloria che verrà. Oh Signore, so che c'è una gloria preparata, so che è tutto pronto e la tua chiesa geme, clama: Maranatha, ora viene Signore Gesù. Spirito Santo, che le parole di Paolo siano effettive nella nostra vita. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà l'afflizione? Non peccherò nell'afflizione. Sarà la tristezza? Non peccherò. Sarà la persecuzione? Non peccherò. Sarà la fame? Non peccherò. Sarà la nudità? Non peccherò. Il pericolo? Non peccherò. La spada? Non peccherò. Satana si presenterà davanti a noi quando avremo fame e ti dirà: trasforma queste sassi, queste pietre in pane. E noi risponderemo: non ci inchiniamo davanti a te, Satana, perché non è soltanto di pane che vivrà l'uomo, ma di tutta la parola che esce dalla bocca del Signore. Oh Signore Gesù, lavora, ravviva la fiamma spenta in questi cuori,
ravviva questa candela spenta, scendi olio, riempi questo vaso e che questa lampada sia sempre accesa, perché si udirà il grido: viene lo sposo, e le vergini devono essere pronte per le nozze dello sposo. Alleluia, Maranatha, vieni sposo mio, vieni Signore mio, vieni Dio mio, vieni, vieni. Io m'arrendo. La Chiesa. Io m'arrendo. Tutto a Cristo. Io m'arrendo. Io m'arrendo. Che la grazia del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, il grande amore di Dio nostro eterno Padre, la comunione e la consolazione dello Spirito Santo sia con te, con la tua casa, con la tua famiglia, oggi e per sempre. Noi diciamo Amen. Che Dio vi benedica. In nome di Gesù vorrei dire ai fratelli che da questo martedì inizieremo la mensa. Abbiamo la mensa a Scandici di mercoledì e martedì e giovedì e domenica. Martedì, giovedì e la domenica avremo adesso la mensa anche qui. Dio ci ha fatto un grande miracolo e dopo al tavolo vi racconto la benedizione, perché riceviamo tutto pronto, cucinato, buono, sano, saporito, ben fatto, con amore, per servire alle persone. Quindi chi vuole venire a servire martedì, giovedì, di mezzogiorno, venite, perché prepareremo i tavoli e riceveremo i figli di Dio qua per mangiare insieme. Amen? Quindi la mensa adesso funziona e deve essere prenotato prima, perché purtroppo non abbiamo posti sufficienti. Quindi dobbiamo prenotare per 30 persone, ok? Iniziamo così. Se il Signore vorrà, si farà di più. Amen? 30 persone ogni giorno, ma devi prenotare prima, perché possiamo avere i posti riservati. Che Dio vi benedica. Giovedì abbiamo qua lo studio e la preghiera alle 19. Venite. Questo giovedì scorso abbiamo parlato Romani 8 e questo prossimo, volendo il Signore, parleremo Romani capitolo 9. È una benedizione. Dio vi benedica e dopo segui con il pranzo, va bene? Pace a tutti, buona settimana nel Signore.